È stato catturato in Brasile Rocco Morabito, beccato in una stanza d'albergo, era in compagnia di altre 2 persone, boss di 'ndrangheta e nell'elenco dei 10 latitanti più pericolosi d'Italia. Dopo 10 anni di carcere duro si pente Nicola Acri, detto Occhi di Ghiaccio, ritenuto tra i killer più sanguinari dell''ndrangheta calabrese. Si allenta la pressione sugli ospedali calabresi, diminuiscono i ricoveri ma è pesante il bilancio delle vittime, in Calabria 10 in un giorno. Brusco stop della campagna vaccinale nel Cosentino, mancano 16.000 dosi di AstraZeneca per i richiami, centri vaccinali presi d'assalto. I sindaci dello Ionio Cosentino vogliono che venga istituita un'azienda sanitaria locale della Sibaritide e del Pollino. La proposta di legge nasce dalla necessità di rispondere alle esigenze dei cittadini. Dopo un lungo periodo di fermo forzato anche le palestre riaprono con rinnovato entusiasmo. L'esordio è incoraggiante. La Polizia di Stato incontra la scuola e illustra ai bambini il servizio di emergenza infanzia 114. Tra gli argomenti trattati l'utilizzo corretto dei social. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque la cronaca in apertura: è stato catturato in Brasile Rocco Morabito, beccato in una stanza d'albergo, era in compagnia di altre 2 persone, il boss di 'ndrangheta, e nell'elenco dei 10 latitanti più pericolosi d'Italia. Il colpo è di quelli che lasciano il segno. È Rocco Morabito, il secondo latitante italiano più ricercato dopo il boss Matteo Messina Denaro, lo ha capito. La sua libertà è finita quando ha visto i carabinieri davanti a lui. Africese, 55 anni, appartenente ad uno dei più temuti clan di 'ndrangheta e cugino di Peppe Morabito, detto Tiradritto, l'uomo si era rifugiato in Brasile da tempo. A concludere l'importante operazione i carabinieri del ROS, i loro colleghi del gruppo Locri e dei comandi provinciali di Reggio Calabria e Torino, oltre agli uomini del Servizio Centrale di Cooperazione di Polizia, della DEA e dell'FBI. Il lavoro è stato coordinato dalle procure distrettuali antimafia di Reggio Calabria e Torino. Morabito è stato rintracciato a João Pessoa, insieme a lui Vincenzo Pasquino. Rocco Morabito è uno dei più potenti narcotrafficanti e oltreoceano ha sempre avuto collaborazioni criminali importanti. Era latitante dal 2019, quando era evaso dal carcere di Montevideo in Uruguay, ma prima era stato latitante per ben 23 anni, latitanza conclusasi nel 2017. Morabito ha gestito negli anni giganteschi traffici di droga tra Sud America e l'Italia, e la presenza di Vincenzo Pasquino accanto a lui ne è un'ulteriore dimostrazione, in quanto l'uomo è indicato come un altro importante narcotrafficante. E dopo 10 anni di carcere duro si pente Nicola Acri, detto Occhi di Ghiaccio, ritenuto tra i killer più sanguinari dell''ndrangheta calabrese. C'è un nuovo pentito di 'ndrangheta che ai magistrati della DDA di Catanzaro sta raccontando i retroscena di alcuni efferati delitti avvenuti nell'area della Sibaritide. Si tratta di Nicola Acri, 42 anni, detto Occhi di Ghiaccio, capo della Mala Rossanese, che ha iniziato la sua carriera criminale ad appena 21 anni. Occhi azzurri e sguardo gelido, è ritenuto tra i killer più sanguinari dell''ndrangheta calabrese. Ecco il momento della cattura a Bologna, avvenuta nel 2010 dopo 3 anni di latitanza. Ha trascorso 10 anni al 41 bis, adesso ha deciso di collaborare con i magistrati. La circostanza si è appresa oggi durante l'udienza in Corte d'Assise d'Appello a Catanzaro del processo sul duplice omicidio di Giuseppe Cristaldi e Biagio Nucerito, ammazzati a Cassano Ionio il 6 gennaio del 99. Il sostituto procuratore generale Luigi Salvatore Maffia ha richiesto ai giudici di poter inserire agli atti del processo alcuni verbali resi da Acri e di sentire il nuovo pentito in dibattimento. Nicola Acri è considerato un personaggio di rilievo della nuova 'ndrangheta dell'area centro-settentrionale ionica della Calabria. È stato condannato per diversi reati, dall'associazione mafiosa all'omicidio. In particolare sta scontando l'ergastolo per l'omicidio di Primiano Chiarello, assassinato a Spezzano Albanese nel 1999. Il ruolo di padrino di Rossano venne conferito a Nicola Acri dal capo della criminalità nomade di Cassano, franco abruzzese, detto Dentuzzo. Occhi di Ghiaccio adesso probabilmente non ha retto al carcere duro e così da pochi giorni ha iniziato a collaborare con i magistrati. Lasciamo per il momento la cronaca, veniamo ai numeri del contagio con il consueto bollettino della Regione. Si allenta la pressione sugli ospedali calabresi, diminuiscono i ricoveri, ma è pesante il bilancio delle vittime in Calabria, 10 in un giorno.
Sono 113 contagi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore su 3.159 tamponi effettuati. Diminuiscono i ricoveri, ma è pesante il bilancio delle vittime. In un giorno 10 i decessi. Sono invece 399 i nuovi guariti. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 21, Catanzaro 24, Crotone 32, Vibo Valentia 4, Reggio Calabria 32. Come dicevamo, sono in calo i ricoveri, 281 i pazienti in area medica e 22 in terapia intensiva. Con i 10 decessi di oggi, il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 1150. Disagi questa mattina in provincia di Cosenza per la mancanza di vaccini, seconde dosi in molti casi non somministrate. Dall'ASP di Cosenza, dove stamattina si è riunita l'unità di crisi, confermano le difficoltà. In particolare preoccupa AstraZeneca, di cui mancherebbero 16.000 dosi. Mancano i vaccini, niente seconde dosi stamattina in molti centri della provincia di Cosenza. La notizia rimbalza nel palazzo dell'ASP della città dei Bruzzi, dove è convocata l'unità di crisi. Ma cos'è successo? Purtroppo è successo e non doveva succedere un problema con la piattaforma, per cui effettivamente noi abbiamo un certo numero di nuove dosi che stiamo assicurando, però c'erano le seconde dosi che inizialmente non risultavano prenotate in piattaforma e ovviamente quindi ci siamo trovati con una diminuzione rispetto all'effettiva necessità di vaccini. E questo ovviamente sta creando un po' di problemi, per cui non siamo riusciti ad assicurare le seconde dosi. Problema della piattaforma o dei centri vaccinali? Il problema riguarda principalmente la piattaforma, che non riporta le seconde dosi perché erano state fatte appunto le vaccinazioni iniziali in epoca precedente all'entrata in piena funzionalità. Se ovviamente avessimo avuto un maggior numero di vaccini avremmo risolto diversamente. Purtroppo il quantitativo che è arrivato ha tenuto conto esclusivamente delle necessità presenti in piattaforma e quindi siamo andati in carenza. La carenza di fiale riguarda tutti i sieri, ma a preoccupare è AstraZeneca. Ammontano a circa 16.000 dosi di AstraZeneca mancanti. Per un ritorno alla normalità bisognerà aspettare la prossima settimana. Per il Pfizer invece, per le seconde dosi, ci è stato assicurato che dalla prossima settimana avremo una piena disponibilità di tutte le dosi, per cui si tratta di superare questa fase, questa fine del mese di maggio, e poi dovremmo superare le difficoltà. E lunghe file di servizi a Corigliano Rossano, dove stamattina la mancanza di vaccini ha provocato momenti di tensione. Lunghe attese e momenti di tensione questa mattina a Corigliano Rossano per la mancanza di vaccini. Solo il pronto intervento dei responsabili del centro vaccinale ha evitato ulteriori disagi. Stamani in via particolare non è tornato quasi nessuno indietro, anzi avevamo una carenza di vaccini in quanto non erano ancora arrivati al Palabrillia, quindi non dalla nostra organizzazione, ma fisicamente non erano arrivati. Tant'è vero che mi sono posto il problema e immediatamente con la mia macchina sono andato proprio a prenderli fisicamente e abbiamo, grazie a un giro di chiamate, tutta una serie di situazioni, reperito 500 dosi per quanto riguarda Moderna e 1400 dosi di AstraZeneca. Quindi il disagio iniziale, che è durato dalle 9 alle 10:30, era solo ed esclusivamente per la carenza del vaccino. All'interno tutto procede secondo le procedure, ma all'esterno il sole e i ritardi accumulati creano scontento e proteste. Noi siamo arrivati verso le 12:30 perché eravamo prenotati dalle 12:30 all'1, però adesso, se lei vede tutta la fila, stanno entrando ancora alle 10:30. Quindi sono qui dalle 7:30, sono le 2:10 e ancora non si sa niente, è una vergogna. Alle 8 mattina, probabilmente la farmacia a mezzogiorno. Ancora sono fino alle 4 o alle 5 ad aspettare qua.
E 20.000 invece le dosi inoculate nel presidio vaccinale militare di Vagliolise a Cosenza, uno step, dice il colonnello Mezzacappa, direttore sanitario del centro gestito dall'esercito. L'ago che punge il braccio per iniettare la dose di AstraZeneca, una scena che nel presidio militare vaccinale di Vagliolise a Cosenza si ripete 500 volte al giorno. Eppure quella di Quinto, 57enne di Parenti, non è una dose qualsiasi, è la numero 20.000, tante quante ne sono state fatte fino a questa mattina nella struttura che per qualche mese è stato un ospedale da campo e dal 9 marzo scorso uno dei centri vaccinali più attivi. Non è un traguardo, è uno step importante ma che ci stimola ad andare avanti e a procedere ancora più speditamente. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane cominceremo a somministrare anche le seconde dosi con numeri importanti e quindi aumenterà anche la platea di persone che hanno completato il ciclo vaccinale, che quindi sono completamente protette contro il virus. La Calabria in questi mesi ha compiuto passi da gigante, tra pochi giorni si arriverà al 1 milione di inoculazioni, sono aumentate le forniture di dosi ed è cambiato anche l'atteggiamento dei calabresi nei confronti del vaccino. Attualmente ci attestiamo su una media di circa 500 somministrazioni al giorno, le persone che accedono ogni giorno al presidio sono anche di più, siamo sulla media di 550-600. Il nostro obiettivo è continuare con questi numeri in futuro, aumentando se possibile ancora, compatibilmente con le risorse umane e materiali che abbiamo a disposizione. Le persone arrivano più convinte, ci sono più accessi rispetto a qualche settimana fa e anche più accettazione e più convinzione nel vaccinarsi. Questo ovviamente ci facilita il lavoro e ci permette di andare avanti nella vaccinazione in maniera più spedita. Ma torniamo a Quinto. Dopo la somministrazione dovrà attendere i canonici 15 minuti in osservazione, poi si riprenderà piano piano pezzi della propria vita che ognuno di noi ha messo da parte in questo periodo. La prima cosa che farà quando finirà quest'incubo per tutti? Cosa farò? Faremo festa, perché è stato un anno e mezzo atroce, che è atroce tutta la comunità, è abbastanza brutto è stato. Così facciamo una bellissima festa, tutti quanti. Un disegno di legge per ridisegnare la sanità della provincia di Cosenza lo hanno predisposto i sindaci della Sibaritide e del Pollino, chiedono l'istituzione di una nuova azienda per l'area. Non è una battaglia contro qualcuno o qualcosa, tengono a precisare i sindaci della Sibaritide e del Pollino, ma per porre le basi di un sistema sanitario più funzionale e vicino ai cittadini. Nel Salone degli Specchi del Palazzo della provincia di Cosenza ci sono i primi cittadini del nord-est cosentino, aree popolose, produttive, ma distanti dalle stanze dove si stabiliscono le linee guida dell'assistenza sul territorio agli utenti. Il sindaco di Trebisacce Mundo è il primo firmatario della proposta di legge per il riordino delle aziende sanitarie, finalizzata a crearne una per l'area della Sibaritide e del Pollino. Abbiamo ritenuto opportuno avviare questo iter procedurale di questa iniziativa di legge popolare, cercando appunto di andare all'origine per dare una risposta in termini giuridici a quelle che sono le esigenze primarie dei cittadini, costituendo un'ASP che non vuole sottrarre risorse o competenze a quella di Cosenza e né vuole essere un pennacchio, tanto è vero che va al di là di quelli che sono gli schieramenti politici, ma perché riteniamo che una ASL ridotta di territorio con meno strutture da gestire sia più consona a quelle che sono le esigenze dei cittadini e quindi capace di dare risposte in termini gestionali ed efficienze dei servizi sanitari. Gli atti dovranno essere approvati dai diversi consigli comunali e poi trasmessi al Consiglio regionale. Nell'area oltre 60 comuni, 250.000 abitanti, territori che nel recente passato hanno perso strutture sanitarie che erano punti di riferimento e che distano dal capoluogo fino a 2 ore e mezza di auto. Potrebbe essere un modo per dare di nuovo risposta ai cittadini, soprattutto quelli che come noi non hanno delle strade, come dicevo prima, non hanno delle strade per poter raggiungere facilmente gli ospedali esistenti. Noi poi come Cariati e come territorio di Cariati chiediamo la riapertura, il reinserimento dell'ospedale all'interno della rete ospedaliera, per questo abbiamo anche impugnato sia il DCA del commissario Longo che l'atto aziendale del commissario della Regina, perché non ne tiene conto, perché questo significa ridare di nuovo garanzie del diritto alla salute, visto che i LEA non sono rispettate, e poi riportare anche la sanità territoriale, soprattutto per quanto riguarda i paesi dell'interno, quindi di Campana, Bocchigliero, Terravecchia, Longobucco, Scalaceli.
Dopo mesi di stop riprendono le attività sportive, tra cui le palestre al chiuso. Il settore fitness ha perso quasi il 90% del fatturato annuo. Prosegue il calendario delle riaperture nelle zone gialle anche grazie all'accelerazione della campagna vaccinale e ad un decrescere della curva epidemiologica. Dunque via al piano per la ripresa delle attività finora rimaste alla finestra a causa del Covid. Già da ieri le palestre hanno ripreso le attività al chiuso, ma sono tante le regole da rispettare, dalle mascherine agli spogliatoi, un primo inizio di ritorno alla normalità. E la ripresa non è facile come struttura, non è facile come gestione, noi ce la stiamo mettendo tutto, i ragazzi pure sono abbastanza assidui e soprattutto quelli che ci seguono da tanto tempo sono ripartiti, stiamo ripartendo in sicurezza con le varie entrate contingentate e ovviamente ci vuole un po' più di attenzione sulla pulizia degli attrezzi, l'uso della mascherina negli ambienti comuni. Noi ci siamo. È vietato usare le docce, vestiti e oggetti personali devono essere riposti in borse e zaini all'interno della struttura. C'è l'obbligo di mantenere la distanza di almeno 2 metri e dell'uso della mascherina, tranne durante l'attività fisica. Perdite ne abbiamo avute abbastanza, quindi ora speriamo che ci sia una maggiore fiducia da parte delle persone, che si tranquillizzino ora che i vaccini sono in aumento. La riapertura è stata appena ieri, quindi una decina di persone, non di più. Speriamo in un incremento, anche se la stagione va verso l'estate, per cui ci sarà comunque un decremento fisiologico, perché la gente va a mare, per cui... Ci sono voluti circa 7 mesi, ma alla fine lo sport ha trionfato. Le strutture sperano in una buona affluenza, anche se con l'arrivo dell'estate si è limitati dalle attività outdoor. Oltre ovviamente le misure che bisogna adottare per il Covid, è importante anche badare alla salute fisica e mentale, quindi è importantissimo lo sport anche in questo periodo di chiusure, anche perché tramite il distanziamento e le norme si può ripartire in tutta tranquillità. E torniamo alla cronaca. A Cosenza è in corso il processo con rito abbreviato per l'ex comandante dei Vigili del Fuoco Massimo Kunderi, accusato di concussione e falso in atto pubblico. L'accusa ha chiesto 7 anni di reclusione. 7 anni di reclusione, questa è la richiesta avanzata dall'accusa nel corso del processo con rito abbreviato al Tribunale di Cosenza nei confronti di Massimo Kunderi, 56 anni, ex comandante dei Vigili del Fuoco di Cosenza, accusato di concussione, falso in atto pubblico, induzione indebita a dare o promettere utilità. Kunderi è difeso dall'avvocato Nicola Carratelli, è stato sospeso dal servizio definito sotto inchiesta dopo la denuncia di un imprenditore dell'area di Montaltuffugo, dal quale avrebbe preteso la consegna di somme di denaro per agevolare le pratiche utili all'apertura di un impianto di rifornimento GPL. L'imprenditore aveva registrato uno degli incontri avvenuti con Kunderi, nel quale lo stesso avanzava una richiesta di denaro per ottenere i certificati necessari per avviare l'attività. Secondo la procura, l'imprenditore avrebbe versato al dirigente dei Vigili del Fuoco 8.500 euro. L'ultima tranche di 2.500 euro è stata trovata in possesso di Kunderi, fermato subito dopo la consegna avvenuta dall'imprenditore e concordata con i carabinieri del Nord. E la Guardia di Finanza ha arrestato una dottoressa in servizio all'ospedale di Locri accusata di concussione. Avrebbe incassato circa 4.000 euro in cambio di un certificato falso. 4.000 euro in cambio di un certificato. Nei guai una dottoressa in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Locri, arrestata in flagranza di reato dai militari del gruppo della Guardia di Finanza. Sulla vicenda vige il massimo riservo. Secondo quanto si è appreso, la dottoressa, che è anche consulente del Tribunale di Locri, prima dell'arresto avrebbe incassato circa 4.000 euro in contanti da una persona alla quale avrebbe anche chiesto altri 2.000 euro da consegnare nei prossimi giorni per il rilascio di un certificato medico compiacente da depositare in un procedimento civile in atto davanti al giudice di Locri nei confronti dell'INAIL. La dottoressa sarebbe stata fermata, perquisita e poi arrestata nell'area antistante il pronto soccorso dell'ospedale di Locri. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Locri Luigi D'Alessio. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Fuscaldo, dove è stato presentato il nuovo istituto industriale Enrico Fermi.
La città di Fuscaldo avrà un nuovo istituto tecnico industriale statale Enrico Fermi. È stato infatti presentato il progetto esecutivo di demolizione e ricostruzione della struttura che ospiterà 10 aule didattiche, 3 laboratori, 2 aule speciali polivalenti e spazi comuni a disposizione della comunità scolastica e sarà a bassissimo consumo di energia. Noi abbiamo bisogno di formazione e noi vediamo che i nostri ragazzi, nonostante che adesso abbiano difficoltà a trovare attrezzature e laboratori per mancanza di spazio, escono comunque preparati e noi vediamo che aziende come l'Enel o la Ferrovia li prendono subito, cioè trovano subito lavoro. L'opera è stata finanziata con fondi MIUR e costerà 2,5 milioni di euro. È stata interamente progettata dalla provincia di Cosenza, che ha anche messo a disposizione risorse di bilancio per poter effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica necessarie per concorrere ai bandi. È un altro tassello questo. Noi abbiamo lavorato molto sull'edilizia scolastica. Abbiamo avuto anche un buon successo per quanto riguarda i finanziamenti. Adesso stiamo per mettere in campo operativamente i risultati economici che abbiamo avuto. Soddisfatto il sindaco di Fuscaldo, Gianfranco Ramundo, che al termine del suo secondo mandato aggiunge un ulteriore tassello alle tante opere realizzate nei 10 anni di governo e spera di poter festeggiare entro settembre la posa della prima pietra del nuovo istituto. L'ITIS Enrico Fermi di Fuscaldo ha rappresentato per il territorio comunale e comprensoriale la vera Fiat, cioè un luogo in cui si sono formate tante persone, tante competenze che hanno trovato lavoro dappertutto. Quindi per noi l'ITIS di Fuscaldo rappresenta una scuola di primaria importanza e oggi sono particolarmente felice a annunciare appunto il finanziamento e l'inizio dei lavori che avverrà nei prossimi mesi di questa scuola. Nella stessa mattinata è stata anche inaugurata la nuova palestra dell'Istituto Professionale di Fuscaldo. Nella giornata internazionale dei bambini scomparsi, la Polizia di Stato ha incontrato a Cosenza i piccoli studenti delle elementari per parlare di cyberbullismo e del corretto uso dei social. Quando si spara, vedete, Gli agenti spiegano ai ragazzi le attività della polizia, in particolare della scientifica, lavoro di precisione. I bambini ascoltano, le donne e gli uomini in divisa nella bella giornata di sole alla città dei ragazzi. Obiettivo sensibilizzare ma anche comunicare su sicurezza e cultura della legalità. Oggi nella giornata internazionale dei bambini scomparsi sono i numeri ad impressionare. Nel solo 2020 in Italia si sono perse le tracce di 21 piccoli al giorno. Molti sono stati ritrovati ma a sparire nel nulla sono soprattutto i minori non accompagnati, ossia gli stranieri che arrivano in Italia. La questura di Cosenza, che ha siglato un accordo con l'Istituto Comprensivo Don Milani di Matera e presentato il servizio Emergenza Infanzia 114 alla presenza di personale della Polizia di Stato, Ufficio Minori, Polizia Scientifica e della Polizia Postale. Il particolare riferimento per mettere in guardia i bambini e al cyberbullismo, all'importanza del corretto utilizzo dei social. Vi lascio adesso alla borsa e al meteo, grazie per l'attenzione, buon proseguimento e buona serata. Chiusura poco mossa per le borse europee, in linea con l'andamento incerto di Wall Street. Negli USA le vendite di nuove abitazioni sono diminuite più del previsto e la fiducia dei consumatori è scesa per la prima volta quest'anno, in scia ai timori legati all'inflazione e alla disoccupazione ancora relativamente elevata. Un'eventuale ascesa dei prezzi fa temere per una riduzione degli stimoli da parte delle banche centrali, nonostante i commenti di alcuni esponenti che hanno allontanato tale ipotesi, mentre gli operatori guardano ancora alla recrudescenza di contagi da Covid-19 in alcune aree dell'Asia. In mattinata la lettura finale del PIL della Germania del primo trimestre 2021 ha evidenziato una revisione al ribasso a meno 1,8% su base congiunturale e a meno 3,4% su base tendenziale, rispetto alla precedente stima di meno 1,7% e meno 3,3%. In rialzo l'indice IFO di maggio sulla fiducia delle aziende a 99,2 punti, oltre le stime degli analisti.
A Piazza Affari il FTSE MIB archivia gli scambi invariato, poco mossi anche il DAX di Francoforte a più 0,2, l'Ibex 35 di Madrid a più 0,1, il FTSE 100 di Londra e il CAC 40 di Parigi a meno 0,3%. A Wall Street, poco sotto la parità, il Dow Jones e l'S&P 500 a meno 0,2, il Nasdaq a meno 0,1%. Sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,224, mentre il cambio tra biglietto verde e yen si apprezza a 108,95. Poco mosse le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,1% a $68,4 e il WTI a più 0,1 a $66,1 al barile. Sull'obbligazionario lo spread verso il Bund tedesco è in contrazione a 113 punti base, col rendimento del decennale italiano allo 0,96%. Tornando a Piazza Affari, bene Biper a più 2,2, Amplifon a più 2,1 e Banco BPM a più 1,3%, con i due istituti di credito al centro di ipotesi di aggregazione. In coda Unipol Gruppo a meno 2,5 e Tenaris a meno 2%. Grazie e buon proseguimento di serata. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Una perturbazione in transito sul centro-nord Europa ha provocato un cambio della circolazione, convogliando sulla nostra regione correnti occidentali che provocano una diminuzione di temperatura sui versanti tirrenici e zone interne. Domani cielo generalmente sereno, poche nubi sparse presenti al mattino sui litorali tirrenici e nel pomeriggio sui monti, ma ovviamente senza fenomeni. Possibile anche il passaggio di innocue velature. Temperature stazionarie e un ulteriore lieve calo. Domani venti quasi ovunque dai quadranti occidentali, deboli sul Tirreno, moderati sullo Ionio. Il Mar Tirreno e il Golfo di Squillace saranno mossi, tutti gli altri mari poco mossi. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.